La Fortitudo Moncada-Agrigento si impone sulla Benacquista Latina per 73-64, una gara equilibrata come nelle attese. Una partita complicata fin dai primi possessi, la squadra di Franco Gramenzi ha sempre saputo essere un osso duro in questo inizio di stagione e soprattutto in trasferta. La gara del Pala Moncada non ha fatto eccezione. Grande aggressività ed equilibrio in campo. La Fortitudo non ha avuto nulla di facile né di scontato, anzi ha anche dovuto inseguire quando nel secondo quarto si è acceso il talento realizzato di Roberto Rullo, che ha portato i laziali avanti 32-25. A indicare la strada sono stati veterani come evangelisti. Non è stata la gara più spettacolare vista al Pala Moncada, ma serviva una prestazione di grande concretezza. Nel finale debutto anche per i gemelli Andrea e Mario Tartaglia. Le ultime ore che hanno preceduto questa gara sono state di profonda preoccupazione perché a partire da venerdì abbiamo avuto il virus intestinale a De Laurentiis, Cuffaro che non era neanche in panchina, Piazza e da poco prima della partita Ferraro. Stamattina abbiamo fatto allenamento in 6, quindi a ora delle 4:30 non sapevamo chi avrebbe giocato, chi avrebbe avuto energie sufficienti per giocare. E quindi ovviamente questo deve farci tarare, fra virgolette, no, ogni valutazione su questo tipo di considerazione. Quindi la prima cosa da dire è che sicuramente va rivolto un plauso a questi giocatori che pur in queste condizioni sono scesi in campo e tutti, devo dire, hanno dato un contributo tutti importante. Era una partita dura perché loro hanno un ritmo veramente straordinario, perché in 40 minuti hanno corso, difeso aggressivo, e ci hanno anche picchiato, però noi siamo stati bravi doppiamente perché non eravamo in piena salute, anzi qualcuno di noi ha fatto uno sforzo per esserci e quindi siamo stati bravi doppiamente a portarla a casa. Io credo che noi abbiamo fatto una buona partita per 3/4, di sicuro per metà. Nei secondi 2/4 abbiamo subito molto gli avversari. Io credo che qualche fallino in più magari ce lo potevano fischiare, visto anche il conto dei liberi alla fine. Siamo su un 24-11 che è pesantissimo. Perché è chiaro che abbiamo anche sbagliato noi qualche conclusione di troppo nei secondi 2/4. Ma il numero dei tiri liberi alla fine pesa su una partita del genere, dove comunque si è cercato di difendere tanto, poi ci sta il merito dell'avversario che l'ha saputo fare rispetto a noi.